Tra le diverse popolazioni che hanno varcato il suolo calabro ritroviamo i bizantini. L'impero romano d'Oriente era l'ultimo faro prosecutore di quello spirito romano ormai deceduto in Occidente. Il sistema politico e sociale attraverso cui l'impero romano dominava i suoi territori non esisteva più. Mentre quelle stesse popolazioni che godevano dei soldati e della legge di Roma venivano saccheggiati e portati all'estremo dalle continue guerre, in Oriente, almeno in apparenza, la situazione sembrava differente. Gli equilibri, seppur precari, venivano retti dalla figura del Basileus, che sarebbe l'equivalente della figura dell'imperatore. Se vi viene voglia di approfondire tutto questo, troverete nei diversi studiosi, filosofi, intellettuali, professori, un unico termine che accomunerà tutti questi diversi filoni di ricerca. Termine corretto, termine errato, non mi soffermerò su questa eterna lotta di studi. Abbandonata questa premessa, vi lascio al filmato. Non molto distante dal territorio dell'antica Copiaturi, tra la cultura Arbresh e le lettere trecciate dal Derada, ho conosciuto una delle più affascinanti realtà del mio territorio, San Demetrio Corone. Come un libro di storia antica sconosciuto, le sue strade, le differenti personalità che hanno contribuito allo sviluppo di questo magnifico territorio, suscitarono in me il desiderio di approfondire ciò che non conoscevo. E per fare questo bisognava fare un passo indietro, giusto di qualche secolo. La Calabria, in questo secolo, rientra nei territori sotto l'influenza bizantina. Il suo suolo, bagnato dal sangue della guerra, dalla paura e dalla diffidenza sul futuro che regnava nel cuore degli abitanti di quel periodo. Già alla fine del IX secolo d.C. i bizantini si ritroveranno ad affrontare diverse incursioni di altri popoli. Il loro potere era concentrato sul suolo reggino. Agli inizi del X secolo d.C. gli arabi erano presenti sul suolo siciliano e la minaccia di un'incursione gravava sul territorio calabro. Naturalmente, senza dimenticare i temutissimi saraceni. Avevano bisogno di riorganizzare le idee attraverso nuove strategie. In questo clima iniziò ad affermarsi sulla scena calabra la città di Rossano. Proprio questo territorio diede i natali al nostro protagonista, San Nilo, monaco basiliano che proprio a San Demetrio Corone edificò nel X secolo d.C. la chiesa dedicata al culto di Sant'Adriano. Dunque, San Nilo apparteneva all'ordine dei monaci basiliani. Anche lui, come molti altri monaci del suo tempo, ispirò la sua vita su quanto trascritto da San Basilio, conosciuto come filosofo, dottore, teologo e uno dei 4 padri cappadoci. Regole fondamentali per i monaci basiliani erano anche il lavoro manuale, la preghiera e lo studio delle sacre scritture. Ma chi era San Nilo? Nacque in una famiglia aristocratica di Rossano, intorno al 910 d.C. Prima di indossare i panni del monaco, si sposò e da quest'unione ebbe una figlia. Secondo invece altri racconti, compiuti 30 anni e una dura lotta con una grave malattia, iniziò ad avvicinarsi sempre di più al Cristo, frequentando il Mercurio. Secondo altri, una volta abbracciata la fede, si occupò di non far mancare niente a sua moglie e a sua figlia. Mentre altre fonti ci narrano che la decisione di intraprendere questa via non fu appoggiata dalla famiglia, il che portò il santo a spostarsi verso nord, nel monastero di San Nazario. Passato qualche mese, tornò nella nostra terra
tornando a frequentare il Mercurion, che in quegli anni si stava affermando come un punto fondamentale di tanti basiliani. Con l'avvento delle scorrerie saracene, siamo intorno al 953 d.C., San Nilo fu allontanato dal Mercurio. Probabilmente, in questo momento, arrivò nel territorio di San Demetrio, insieme ad altri monaci, fondando lì il tempio dei santi Adriano e Natalia. La dedizione che il santo dedicò al suo cenobio consentì una notevole crescita della fama di Sant'Adriano. Abbiamo la fortuna quest'oggi di trovarci davanti ad uno dei tanti tesori di questa splendida terra. Una mescolanza di elementi bizantini, normanni, ma anche barocchi. Una vera e propria pagina di storia che si dispiega davanti ai nostri occhi, dove le allegorie si intrecciano con le ipotesi, dove il mondo greco incontra il mondo latino, dove la storia antica incontra quella moderna. Tutto questo è rinchiuso nella chiesa di Sant'Adriano. Sant'Adriano era un ufficiale che militava nell'esercito dell'impero romano tra il III e il IV secolo d.C., sotto il comando dell'imperatore Diocleziano. La storia ci narra che la sua conversione al cristianesimo fu influenzata dall'atteggiamento dei cristiani verso la morte e da sua moglie Natalia, anch'essa già convertita prima di lui. Ad Adriano furono amputate le braccia per poi essere decapitato. Vi è una leggenda popolare sulla campana centrale. Pare che quando questa suonava, i suoi rintocchi venivano uditi dall'altra parte del mare, addirittura in Turchia. Proprio come fa un infante all'ingresso di un parco giochi, circumnavigando la facciata e la porta d'accesso destinata all'ingresso dei fedeli e dei visitatori, la mia attenzione viene rapita dagli ornamenti sullo stipite destro di un secondo ingresso, conosciuto come la Porta dei Monaci. La Porta dei Monaci veniva destinata all'uso dei monaci e residenti del collegio. Le immagini rappresentate sullo stipite ricordano le maschere apotropaiche che ancora oggi sono presenti nella credenza popolare. Esse oggi hanno il significato di allontanare gli influssi negativi. Che sia lo stesso significato ereditato dal passato? Quello che noi vediamo sono due maschere incise nella pietra, un uomo con dei baffi, dalla cui bocca escono questi motivi ornamentali che ricordano del fogliame, mentre qui troviamo una maschera che sembra ricordare un leone. Sopra troviamo due epigrafi, uno in latino, l'altro in greco, che riguardano un determinato periodo storico, il 1819, quando Ferdinando I, attraverso un decreto reale, dichiara che il collegio di Sant'Adriano non doveva spostarsi né qualcuno poteva attaccare i suoi beni. Varcando l'accesso riservato ai fedeli e passato l'atrio e l'arco a sesto acuto, arriviamo al suo interno. Sacralità e i diversi ordini architettonici si intrecciano nello sguardo dello spettatore incredulo. L'edificio presenta 3 navate ed è divisa da 2 colonne e da 6 pilastri che reggono gli archi. Per il rivestimento decorato dell'altare vi è un nome tecnico, i paliotti degli altari. In questo caso sono realizzati da più artisti, con stucco di gesso. Questo, che è quello centrale, reca una scritta, mentre sono raffigurati sulla superficie motivi vegetali e di animali. Ci spostiamo in quello di destra, dove non abbiamo dei dati certi come quello centrale. Quello di sinistra sono rappresentati elementi decorativi, come piante e animali. Questa colonna, che è quella vicina all'entrata dei monaci, è un monolite di porfido, dove sopra troviamo un capitello bizantino, mentre questa potrebbe essere stata trasportata dalle rovine della vicina Copiaturi.
Basta semplicemente alzare la testa per osservare gli affreschi più importanti del periodo bizantino nella provincia di Cosenza. Queste figure, allungate, di diverse età, da giudicare dai lineamenti del viso, barba e capelli, dovrebbero essere 16. Troviamo difficoltà persino a muoverci, perché sotto i nostri piedi troviamo quello che il grande maestro Paolo Orsi definiva uno splendido tappeto orientale. Il pavimento di Sant'Adriano è pieno di ricchezze e di materiale greco e romano riutilizzato probabilmente dal territorio di Copiaturi. Prima di osservare i mosaici, possiamo notare una scritta qui incisa su una piccola lastra, con qualche parola in greco, tradotta con Bartolomeus de suo fecit, qualche mecenate con l'intenzione di occuparsi dei lavori della pavimentazione. Ed eccolo qui, il primo dei 4 mosaici. Su questa base di marmo rotonda possiamo osservare questa lotta. Un leone che combatte contro un serpente, nel contendersi questa figura che non è riconoscibile perché priva di tessere. Ad occupare la scena, nel secondo dei 4 mosaici, è il serpente, con la testa nera e bocca aperta, che si avvolge in 3 spire su se stesso. Singolare è il terzo dei 4 mosaici, un felino che con la testa girata verso di noi sembra osservarci. Ed infine, nell'ultimo mosaico, è rappresentato un altro serpente, avvolto su se stesso. In molti hanno cercato di risolvere l'enigma che conservano questi mosaici. Che cosa vogliono rappresentare? Perché in una chiesa viene rappresentata così tante volte la figura del serpente? Nella Bibbia il serpente viene descritto come animale furbo, tentatore di Dio. Senza andare troppo nello specifico, ritroviamo questa azione ad esempio in Adamo ed Eva, dove il serpente si opponeva al volere di Dio, facendo cadere nel peccato Eva. Ma potrebbe essere anche simbolo di rinascita, di immortalità, proprio per la sua possibilità di cambiare pelle e di rigenerarne una nuova, ma anche per la posizione. Sembra avere una posizione che richiama il simbolo dell'infinito. Ma la storia di Sant'Adriano non si ferma qui. Ora porteremo le nostre telecamere ad osservare un particolare che potrebbe testimoniare la verità su un'altra antica credenza. Un presunto tunnel che collegava la chiesa di Sant'Adriano all'eremo di San Nilo. Dietro questo stipo settecentesco troviamo questo cunicolo ormai bloccato, ma è affascinante osservarlo. Quello che stiamo per vedere è una delle numerosissime testimonianze dell'importanza di questo territorio all'interno della nostra storia. Poco distante dal complesso di Sant'Adriano, stiamo per addentrarci all'interno di un sentiero e ad osservare qualcosa, dove ad attenderci ci saranno natura, silenzi e la possibilità di comprendere quale fosse il significato della vita per i monaci basiliani. Ma senza perderci troppo in chiacchiere. Seguite.
alla continua ricerca della solitudine, che per i monaci basiliani residenti in questo territorio era sinonimo di preghiera, meditazione, che San Nilo probabilmente cercasse dei posti dove isolarsi e difficilmente raggiungibili per gli altri. L'Imitatio Christi era uno dei punti principali su cui si basava l'ordine dei monaci basiliani. Il totale rifiuto della vita terrena in attesa di quella eterna, che per loro era la vita vera. San Nilo, ricordiamo, visse a cavallo tra il X e XI secolo d.C., secoli importanti e molto duri per il nostro territorio. Secoli importanti per il nostro territorio, dove si sono susseguiti numerosi popoli invasori e si sono combattute numerosissime guerre. Incursioni arabe, assoggettazione ai bizantini, periodo tra l'altro in cui visse il santo. Manca poco, ma già riusciamo ad intravedere qualcosa. Ed eccolo qui, avvolto nel silenzio dei secoli e tra la folta vegetazione, l'eremo di San Nilo. Quando San Nilo si ritirava qui, in questo luogo, per pregare, non vi era alcuna costruzione. Probabilmente tutto questo fu edificato qualche decennio più tardi dalla sua morte, da qualche monaco o da qualche fedele, affinché il ricordo del santo e di questo magico posto non si perdesse mai. Lontano da ogni forma di tentazione, estraneo al peccato e dedito alla parola di Dio, qui San Nilo si ritirava nella preghiera. Qui dove ogni pietra è storia e l'uomo è cosa da poco. All'interno, nonostante il tempo e la stoltezza umana, su questa superficie è rimasto ancora un affresco. Non riusciamo a capire bene quale fosse la figura rappresentata. Potrebbe essere un bambino o una figura danzante. Adiacente all'eremo dovrebbe esserci una stanza, probabilmente in cui riposava il custode. Venite con noi. Non possiamo dimenticare quanto svolto dai monaci in questo territorio nel X secolo d.C., dove la guerra portò fame e distruzione, loro disseminarono cultura. La loro presenza è fondamentale sotto diversi punti di vista, culturale ma anche alimentare, perché attraverso la loro produzione riuscivano a sfamare buona parte della popolazione. Bene, purtroppo siamo giunti alla fine di questo entusiasmante viaggio nella terra natia del Derada. Tra lo stupore e il mistero dell'arte bizantina abbiamo assaporato l'atmosfera mistica dei monaci basiliani
e spero, attraverso quanto raccontato, di avervi reso partecipe di tutti i particolari e di tutte le bellezze racchiuse in questo magico posto. Io vi ringrazio per avermi seguito e vi do appuntamento al prossimo viaggio nella storia, sempre qui su Tele Europa Network.